Ottima direi, è giusto perché c'è tanta gente che ha bisogno, quindi trovo che sia una cosa ben fatta. Un pensiero per chi non ha possibilità, perché si trova in difficoltà anche a pagare un pezzo di pane. Diana Ariella ha raccolto una sfida e ora la speranza è che molti la seguano e non solo nel suo settore. Sacchetti di pane invenduto da regalare a fine giornata. Dal 26 marzo in forma sperimentale per la settimana di Pasqua e poi si vedrà. Nasce tutto da un moto spontaneo su Facebook nella pagina 6 di Mogliano Veneto Se. Qualcuno posta la foto di un'iniziativa analoga in Italia e la scommessa è: perché non farlo anche da noi? E così parte il motore solidale in fretta e il panificio Diana risponde subito all'appello. D'altronde una cosa simile già la stava facendo, vendendo al prezzo ribassato di €1 il pane non venduto. Stavolta però si va oltre. Chi già lo sapeva è venuto per tutto questo tempo a €1, sempre verso l'orario di chiusura. E adesso magari se qualcun altro lo sa, insomma sa che li mettiamo fuori a chi serve, insomma sa che è lì. E il plauso dei moglianesi è immediato. Penso che sia una cosa sicuramente da tenere in considerazione, anzi dovrebbe prendere esempio un po' a tutti. Si parte il 26 marzo dunque aspettando che altri la seguano e con l'amara consapevolezza che iniziative del genere siano sempre più necessarie. La situazione non è delle migliori, quindi io credo che avranno la coda al pomeriggio, purtroppo.